2 ore, 120 minuti per trasformare uno scatolone in una dotazione all'avanguardia in grado di aiutare chi sta combattendo in prima linea contro il coronavirus. Tanto è servito per l'arrivo, l'assemblaggio, il collaudo bilaterale, la formazione del personale e la messa in funzione dell'ecografo touchscreen che Helios Onlus ha donato al San Bassiano grazie alla generosità di tutti voi. Ed eccole le fasi di questa dotazione. Alle 11 in punto arriva il furgone che consegna l'ecografo, dotato di 3 sonde di cui una pediatrica, che rappresenta la prima dotazione di questo tipo all'ospedale di Bassano del Grappa. Poi scatta il collaudo bilaterale e quindi la fase di formazione per chi lavora in terapia intensiva. Ed ecco la reazione dei medici a questo apparecchio. Per inserire la linea campione, che chiaramente sposto sempre con lo stesso concetto. Delle meraviglie. Alle 13 tutto è pronto perché l'ecografo del valore di oltre 30.000 euro possa entrare in funzione. E non è tutto. Nelle scorse ore sono arrivati anche 3 saturimetri palmari che verranno utilizzati dagli equipaggi delle ambulanze impegnate in questa lotta contro il coronavirus. Materiale che ha un valore inestimabile per il nostro ospedale, ma c'è ancora tanta strada da fare. Le donazioni sono già arrivate a quota 400.000 euro. Helios Onlus utilizzerà ogni centesimo per dotare il San Bassiano di attrezzatura all'avanguardia per la guerra contro il coronavirus. L'obiettivo è quello di arrivare a 1 milione di euro, ma per arrivarci bisogna che ognuno di noi doni a Helios Onlus. Ricordate, i bar in questo periodo sono chiusi e anche solo l'equivalente di 10 caffè aiuta Helios Onlus a riempire furgoni e camion di attrezzature per il nostro ospedale.